per le prossime ore, quando il maltempo sarà più intenso. L'allarme del consorzio Piave: i terreni sono intrisi d'acqua e non assorbono più. Lutto nel mondo della politica trevigiana. Si è spento questa mattina il sindaco di Loria, Silvano Marchiori. Lottava da qualche mese contro un tumore. Il cordoglio del paese e dei colleghi primi cittadini. Ubriaco al volante, 25enne non si ferma all'alta dei carabinieri che lo inseguono a Carbonera. La fuga finisce contro un palo. Al giovane era già stata ritirata la patente. Ha compiuto 20 anni Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano costretto alla sedia a rotelle dopo l'agguato a colpi di pistola dello scorso febbraio a Roma. Per il giovane un regalo speciale. Prosecco e pesticidi a Conegliano, un concorso per le migliori macchine che limitano o escludono l'uso della chimica tra i vigneti. Gli esperti già oggi l'utilizzo dimezzato rispetto al passato. Pro 14 di rugby, prima squadra italiana ai play-off. Il Benetton sfiora l'impresa contro il Monster in Irlanda. A lungo in vantaggio subisce la rimonta finale e vede sfumare il sogno di storiche semifinali. Continuano gli appuntamenti con la musica tra i pazienti dell'ospedale Cafoncello. Lunedì nel reparto di oncologia la splendida voce del soprano Francesca Dotto. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque apriamo con il maltempo che sta investendo la regione e preoccupano le prossime 48 ore un po' in tutta la Marca. Protezione civile allertata, ma anche tutti i tecnici dei consorzi di bonifica che regolano le acque di deflusso da canali e fiumi, tutti con il naso all'insù sperando non arrivino precipitazioni intense, perché sottolineano gli esperti il terreno è già intriso d'acqua. Un sistema perturbato, anche intenso, investirà un po' tutte le nostre zone, quindi con precipitazioni che confermiamo saranno abbondanti, anche a carattere temporalesco, e in più ci sarà possibilità anche di vento forte. C'è preoccupazione tra gli esperti per il maltempo che colpirà il Veneto nelle prossime 48 ore. Le previsioni confermano l'intensità delle precipitazioni. Previsioni che hanno già allertato la Protezione Civile, ma anche i consorzi di bonifica responsabili della gestione del deflusso di fiumi e canali. Qui siamo a Vallà di Riese, dove il consorzio Piave sta controllando una delle vasche di espansione realizzate un po' in tutta la provincia. Collegato alla Venale è l'invaso che la scorsa settimana ha evitato che Castelfranco finisse sott'acqua. Sopralluogo del presidente romano, più preoccupato che mai. Abbiamo aumentato la nostra reperibilità appunto in previsione di questo allarme meteo che è in itinere. Ecco, qual è la zona che vi preoccupa maggiormente? Sono tutte che ci preoccupano, non c'è una zona migliore e una zona peggiore. Il brutto momento è derivato dal fatto che in questi giorni ha piovuto molto, i terreni sono tutti inzuppati, quindi anche una pioggia non di grandissima intensità può creare problemi. Presidente, che ci ha convocato qui per far vedere a tutti cosa significa poter contare su un invaso. Questa situazione a Castelfranco, questa cassa sulla Venale, 150.000 metri cubi che assieme alle altre casse di espansione danno circa una portata di 1,5 milioni di metri cubi, a garanzia e a tutela della città di Castelfranco per evitare piene inondazioni a Castelfranco. Questa era un'ex cava recuperata dalla collettività, una delle 10 operative nell'area ovest della Marca, perché, sottolinea Romano, interventi come questo servono il prima possibile, soprattutto in sinistra Piave e a ridosso della Livenza. Ci stiamo lavorando, abbiamo alcuni progetti importanti che spero nel prossimo anno vengano realizzati, vengano finanziati. La realizzazione più importante per il Presidente resta un invaso per le piene del Piave, perché l'area delle Grave di Papadopoli non può essere considerata cassa di espansione. Prioritari invasi sul Crevada, sul Meschio, in attesa di un intervento definitivo al Pra dei Gai e a protezione di Motta. Intanto per queste zone non resta che guardare il cielo e sperare. E in queste ore di apprensione c'è chi invece potrebbe tirare anche un sospiro di sollievo. Sono i coltivatori di collina, perché le temute gelate fuori stagione non dovrebbero più arrivare. Temperature le minime crescono un pochino, ma si mantengono sicuramente sotto i 10 gradi. Le massime aumentano di poco, 11, 12, 13 gradi, non di più. Lutto nel mondo della politica. Si è spento questa mattina all'ospedale di Castelfranco il sindaco di Loria, Silvano Marchiori, era anche consigliere provinciale.
portandolo giù a Castello di Godego col collegamento indispensabile con la 308 risolverebbe un sacco di problemi per le nostre frazioni. È il 16 gennaio. Nella sede della provincia di Treviso si riuniscono i sindaci e le categorie economiche per sottoscrivere un documento da inviare alla Regione sull'importanza delle opere complementari alla Pedemontana. Presente anche Silvano Marchiori, sindaco di Loria, in una delle sue ultime uscite pubbliche. Poco dopo, infatti, Marchiori si assenta dalla scena politica per curare la malattia che lo ha colpito. Purtroppo però negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono peggiorate. Qualche giorno fa il ricovero all'ospedale di Castelfranco, dove questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Tra i primi a dare la notizia il presidente della provincia Marcon con un post su Facebook. Una giornata triste per gli amministratori perché Silvano esprimeva il massimo di ciò che un amministratore possa esprimere, passione sino all'ultimo. La settimana scorsa Marcon aveva parlato per l'ultima volta telefonicamente con Marchiori. Trasmetteva ancora positività, ancorché la malattia lo stesse provando, insomma. E sono veramente rattristato oggi, è una giornata brutta. Marchiori, 72 anni, era anche consigliere provinciale con delega alla pianificazione territoriale, urbanistica e agricoltura. Imprenditore, in passato aveva ricoperto gli incarichi di assessore e consigliere comunale. Aveva una grande passione per lo sport, tale da portarlo ad allenare e a dirigere delle squadre di calcio di Loria. Un uomo concreto, un uomo vicino alle esigenze dei cittadini, un uomo vicino al territorio, un uomo di parola. Un uomo che mancherà. Una giornata triste oggi, triste, voglio fare le mie condoglianze alla famiglia, a tutti i familiari. Silvano, non voglio crederci, fino a qualche giorno fa si parlava di strategia, dei prossimi step in unione e poi mi raccontavi del tuo comune, sempre con la testa lì. Non hai mai perso la grinta, la voglia di andare avanti e ancora avevi parole per me e per tutti. Così il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, che esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marchiori. Un 25enne trevigiano con piccoli precedenti alle spalle è stato arrestato la scorsa notte a Carbonera dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il giovane si trovava alla guida della sua auto insieme a due coetanei quando i militari gli hanno intimato l'alt, ma anziché fermarsi è fuggito. Dopo un inseguimento l'auto dei tre è finita contro un palo dell'illuminazione. Il conducente, sottoposto all'alcol test, è risultato con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito. Ai carabinieri ha spiegato di essere scappato temendo che gli venisse ritirata nuovamente la patente, come già accaduto in passato. Stamane la convalida dell'arresto al giovane è stato applicato l'obbligo di firma in attesa del giudizio. A Treviso lo conoscevano tutti come il mago che dava i numeri del lotto in cambio di qualche spicciolo. La tragica fine di Walter Busato, annegato nelle acque del Cagnan. Tutto fa pensare che si sia trattato di un incidente, di una drammatica fatalità. Walter Busato, 68 anni, di Treviso, sarebbe scivolato in acqua e poi annegato. Stando alle prime ipotesi dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini, l'uomo sarebbe morto così. Resta però il mistero su quando Busato sarebbe caduto in acqua. Potrebbero essere trascorse solo poche ore o addirittura un giorno prima che il corpo venisse visto riaffiorare dalle acque del Cagnan in zona pescheria. Ad accorgersi del cadavere un tecnico che ha subito dato l'allarme. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e al SUEM, i vigili del fuoco che hanno liberato e recuperato il corpo sotto lo sguardo scioccato dei passanti. Il magistrato di turno al momento ha disposto una ricognizione esterna sul cadavere che da un primo esame non presenterebbe segni di violenza. Questo farebbe pensare quindi all'incidente. La prima ricostruzione porta ad ipotizzare che Busato probabilmente stesse orinando sulle rive del fiume, visto che è stato trovato con i pantaloni abbassati. Sarebbe scivolato, non riuscendo più a risalire. Ma il 68enne potrebbe anche essere stato colto da malore e svestito dalla corrente, particolarmente intensa a causa del maltempo delle ultime ore. Busato era un volto noto a Treviso, molti lo conoscevano come il mago, ma l'uomo era solito girare per il centro storico con vari travestimenti, da Dante, Arlecchino o Babbo Natale. Residente a Santabona, preferiva una vita libera, spesso in strada, finita in modo drammatico nelle acque del Cagnan. Ha compiuto 20 anni Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, costretto sulla sedia a rotelle dopo l'agguato a colpi di pistola lo scorso febbraio a Roma. Per lui un regalo speciale. Vado a vedere se è arrivato il tuo umano. Vai.
dopo ti diciamo tutto, Andrea? Permesso? C'è qualcosa per te? Consegna fatta a Manuel. L'ha voluto chiamare Roy e da ieri è il suo nuovo amico, un regalo speciale consegnato direttamente a domicilio dall'associazione Il Mio Labrador di Pollenza. Manuel Bortuzzo compie 20 anni e per lui è giocoforza un compleanno speciale, il primo da quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio, quando gli spari nel quartiere Axa di Roma hanno cambiato la sua vita di talento del nuoto. Roy, spiega l'associazione, è un cucciolo di Labrador Retriever, un animale che istintivamente è portato ad aiutare e donare infinito amore al proprio partner umano e può diventare un compagno inseparabile. D'altra parte l'affetto non manca attorno al nuotatore trevigiano, 20 anni anagraficamente, ma una maturità che ha sorpreso tutti fin da subito. Penso che se vedessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo, però non ci sarà modo, quindi. Così Manuel parlava di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzani, due responsabili degli spari in carcere dal 6 febbraio, nei confronti dei quali proprio in queste ore la Procura di Roma ha reso noto di essere vicina alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede il rinvio a giudizio. Un iter che Manuel dovrà per forza di cose seguire, lui vittima di un agguato tanto assurdo quanto terribile. Ma il neo ventenne ha un altro pensiero e la sua battaglia da subito è stata ed è con se stesso e le sue gambe per tornare a gareggiare. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. Siamo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, con la segnalazione di un nostro telespettatore che da 3 anni attende un intervento per un aneurisma. Abbiamo raccolto l'esasperazione della moglie, ma nelle ultime ore la svolta positiva. Mio marito è in lista da 3 anni e mezzo per fare un intervento all'aneurisma. Finora è andata bene, però purtroppo adesso serve fare l'intervento all'aneurisma per fare l'intervento all'anca, che purtroppo non riesce più a camminare. Un intervento all'anca che però non è possibile fare fino a quando non viene eseguito quello per un aneurisma. Una situazione delicata, quella che sta vivendo un 73enne di Moriago, da 3 anni in attesa di essere sottoposto ad un'operazione di chirurgia vascolare. L'aneurisma, ci spiega la moglie dell'uomo, è tuttora sotto controllo. Di 5 centimetri abitualmente lo operano quando è di 7, non dà disturbo. Non sarebbe quindi necessario intervenire al momento, ma fino a quando non viene risolto il problema dell'aneurisma l'uomo non può sottoporsi all'intervento all'anca, sarebbe per lui infatti rischioso. Non si prendono la responsabilità, perché l'aneurisma durante l'intervento la pressione arteriosa va alta, bassa, questo può scoppiare. Ad inizio anno l'anziano è stato chiamato dall'ospedale per sottoporsi in regime di day hospital agli esami preoperatori, ma nonostante questo la data dell'intervento non è stata ancora fissata e nel frattempo l'uomo non riesce più a camminare per il problema all'anca. Che i pazienti come mio marito è da disperazione, da disperazione. Raccolta l'esasperazione di questa coppia, Antenna 3 ha contattato l'USL 2 per avere informazioni sulla vicenda e nelle scorse ore a casa della famiglia di Mosnigo è arrivata una telefonata che attendeva da 3 anni. Ci hanno riferito che mercoledì mattina ci dobbiamo presentare all'ospedale di Treviso alle ore 8 a digiuno e a mio marito verrà fatto l'intervento. Se Dio vuole, ringraziando Antenna 3, ho risolto questo enigma, non ne potevo più. Siamo alla politica, sarà corsa 3 a Preganzioli per decidere il nuovo sindaco il prossimo 26 maggio. Nel prossimo servizio vi facciamo conoscere il terzo candidato. Nasce dall'esperienza di una pagina Facebook che è nata per segnalare i problemi dei cittadini e si è evoluta con la nascita di questa lista civica. Dalla tastiera al seggio elettorale, l'esperienza social è sfociata in una lista Preganziol viva e in un candidato sindaco, Cristian Badì, che il 26 maggio sarà l'outsider nel match fra il sindaco uscente Paolo Galeano, centrosinistra, e la sfidante Valeria Salvati, forte dell'appoggio di quel centrodestra dove nei mesi scorsi la squadra di Preganziol viva aveva cercato invano una sponda. Al prevalere degli interessi di partito al reale bene del cittadino del territorio abbiamo deciso di fare la nostra proposta, soprattutto perché i cittadini ce l'hanno chiesto. C'è stata la spinta forte dal basso e quindi la consapevolezza che noi possiamo fare qualcosa
possiamo fare meglio, che è come il nostro slogan. 45 anni, padre e imprenditore termoidraulico. Badin è già stato consigliere nella giunta Marton. Impegno per la sicurezza, contro i furti soprattutto, ma anche contro incidenti e traffico. Ambiente e riqualificazione dell'area ex Carisma e di altre zone degradate. Nel programma anche l'annosa questione di Villa Franchetti. L'unico modo per poter salvare Villa Franchetti è ricorrere a dei progetti europei per poterla riqualificare. E se la sfida elettorale è in salita, Badin e i suoi voti potrebbero essere decisivi nell'eventuale ballottaggio. Perché ci chiedono: ma voi cosa fate al ballottaggio? E io rispondo: cosa faranno gli altri al ballottaggio, non noi. Noi una proposta politica ce l'abbiamo e saranno gli altri a valutare se hanno bisogno di noi. A Monastiera adesso per conoscere lo sfidante del sindaco uscente. A sfidare il sindaco uscente Paola Moro nel comune di Monastier sarà il candidato Mauro Favaro. 43 anni, imprenditore nel settore dei servizi al turismo, Favaro si presenta con la lista La Tua Civica. Civica nel nome e nell'impostazione, ma con un chiaro ed evidente appoggio politico. È l'accordo importante con la Lega Nord che nel territorio non si è mai presentata in maniera così forte e ci ha dato il pieno appoggio e supporto per quello che è questo progetto e in piena sinergia stiamo correndo questa grande cavalcata. Non digiuno da passate esperienze amministrative, nel comune come consigliere e assessore, in provincia e nel parco del Sile, Favaro punta alla sicurezza di centro e frazioni. Telecamere, videosorveglianza, vogliamo che tutte le aree urbane possano vivere tranquille, meglio di prima, vogliamo creare delle ronde private in sinergia con le aziende, vogliamo che il parco sia controllato, abbiamo un parco comunale molto grande, vogliamo che sia controllato. In campo sanitario occorre che il comune, dice Favaro, sia in grado di supportare adeguatamente lo sviluppo della casa di cura, recentemente promossa a presidio ospedaliero con tanto di pronto soccorso. Questa è una scommessa importante e l'amministrazione deve essere in grado e avere le idee chiare su come affrontarla, perché l'indotto non sempre porta solo vantaggi, ma bisogna anche gestire tutti quelli che sono le problematiche che ci stanno attorno. Nel programma anche un ambizioso progetto energetico. L'ideale per eccellenza è puntare all'autonomia energetica, credo sia il futuro non troppo lontano. Se avremo la possibilità di amministrare avremo una delega specifica per il reperimento di fondi che potrebbero portare veramente a dei vantaggi incredibili. Il 26 maggio si vota anche per le elezioni europee, i candidati trevigiani per il nord-est di Forza Nuova che punta su un cambiamento dell'Europa e politiche mirate per il mondo economico. Forza Nuova, con l'appoggio per queste elezioni europee anche dei pescatori di pace, si prepara all'appuntamento del 26 maggio. L'obiettivo del partito rimane, dicono i suoi esponenti, quello del 97. L'unico cambiamento possibile è ovviamente dall'interno del Parlamento europeo, ma insieme a una rivoluzione di popolo. Noi per questo che Forza Nuova è nelle strade sempre e comunque e non sta solo nei palazzi. Secondo Forza Nuova si tratta di un'Europa che va stretta all'Italia, penalizzata sotto vari punti di vista dalle politiche dell'Unione. L'uscita da questa Europa, perché è un'Europa che non vuole assolutamente la sovranità dell'Italia, anzi la vuole distruggere sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Per noi è fondamentale proprio le politiche per la famiglia realmente, quindi per la demografia piuttosto che la lotta contro il gender, piuttosto che la lotta alle leggi per le unioni civili che vogliono distruggere la famiglia tradizionale formata da uomo e da donna. Cambiare questa Europa, che non è l'Europa che comunque, soprattutto anche l'Italia, non ha nessun tipo di beneficio, anzi ha sempre comunque dei diktat europei che arrivano, che comunque sono contro allo sviluppo economico. Dare ossigeno al mondo imprenditoriale con politiche mirate è un altro punto sul quale Forza Nuova spinge. Gli imprenditori devono essere aiutati e noi dobbiamo spingere questo Paese, questa Italia, ad essere forte nel mercato, una tassazione bassissima che sfiora il 10-12% e a dare la possibilità agli imprenditori, agli artigiani, ai grandi imprenditori, ai piccoli, la possibilità di rilanciarsi nel mondo. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di agricoltura e dei trattamenti utilizzati che grazie alla graduale meccanizzazione rispetto al passato sono già ridotti della metà. Meccanizzare per non pompare. Potrebbe essere questo lo slogan dell'iniziativa Vita in Campo giunta alla terza edizione.
voluta fortemente dal Consorzio di Difesa di Treviso, Belluno e Vicenza, in collaborazione con i consorzi del Prosecco DOC e di OCG, punta a promuovere un sempre maggiore utilizzo delle macchine per le lavorazioni in vigna, con il minimo apporto di trattamenti fitosanitari e la totale esclusione di diserbanti. Una direzione scelta da un sempre maggior numero di viticoltori, con risultati importanti sull'utilizzo della chimica tra i campi. Pensate che abbiamo una grossa categoria di macchine che possono benissimo sostituire i diserbi nel sottofila del vigneto. La categoria della protezione che ci consente ormai di raggiungere un 50% di risparmio sulla quantità di prodotto chimico distribuito, e poi la nuova categoria che riguarda appunto l'agricoltura di precisione, che contribuisce a questo risparmio perché andiamo ad effettuare meglio tutte le operazioni in campo. Macchine da 3 anni messe a confronto in un concorso tra costruttori che è un evento importante anche per i cittadini, in un tempo dove la consapevolezza per uno dei prodotti traino dell'economia di marca non può prescindere dalla salubrità dei territori, ma anche dall'adeguata informazione ai non addetti ai lavori. Sono 12 le aziende premiate che l'ultimo fine settimana di maggio, insieme ad altre 100, saranno a disposizione dei professionisti per delle prove pratiche in campo, in un confronto con i costruttori, sempre con l'obiettivo di migliorare la produzione, migliorando l'ambiente. Contatto con i clienti perché sono i primi che ci permettono di migliorare sempre le nostre macchine. Facciamo sinergie, facciamo squadra, in modo tale che non possiamo lavorare in reparti stagni, ognuno segue un settore, non è così che si costruisce, ognuno deve mettere sul tavolo le sue esperienze, le sue conoscenze, la sua ricerca, in modo tale che l'obiettivo comune si possa raggiungere con più facilità, ma si possa raggiungere anche con una più precisione assoluta. Siamo allo sport, iniziamo dal rugby. Il Benetton ha visto sfumare all'ultimo l'impresa di battere in Irlanda il Munster e accedere così alle semifinali dei play-off di Guinness Pro 14. Dopo la storica qualificazione, prima squadra italiana a riuscirci, i Leoni trevigiani hanno sfidato a viso aperto i favoritissimi avversari. Dopo essere stati avanti anche 10-6, i biancoverdi hanno subito una rimonta fino a 15-13, finale con il calcio di punizione del Munster che ha portato al sorpasso decisivo. Delusione sugli spalti per i supporter di Treviso e anche per chi nel pomeriggio si è trovato in piazza Trentin per seguire la partita sul maxi schermo. Il basket adesso, play-off di A2, serata no per la De Longhi in gara 3, Trapani accorcia la serie sul 2-1. Noi a livello offensivo abbiamo fatto una partita discreta, diciamo così, non abbiamo neanche fatto una partita pessima, ma è rimancata l'intensità in tutto. Una replica che coach Max Menetti avrebbe volentieri evitato di vedere. Come un anno fa, con Trapani ai playoff, tocca andare a gara 3 e giocarsela domani. L'orgoglio siciliano è quello che consente alla squadra di Parente di infliggere a Treviso la prima sconfitta dopo 14 vittorie consecutive, l'ultima datata a febbraio. L'imbattibilità prima o poi doveva accadere, ma fa male che sia caduta proprio ora, dopo il 2-0 inflitto nella serie. In casa del nemico una serata negativa per Logan, Ugliette e Tessitori, con Imbrò e Barnetta a tenere in partita la De Longhi. Trapani sempre avanti, ma la rimonta da meno 10 sul finale aveva fatto sperare nell'impresa, sfumata sul ferro proprio negli ultimi secondi. Questa partita l'abbiamo persa su 4-3 disattenzione nell'ultimo quarto, e su 3 rimbalzi in attacco sempre nell'ultimo quarto, perché naturalmente poi dopo, al di là delle nostre medie e delle loro medie, se noi non prendiamo l'ultimo canestro su una disattenzione, anche sul -6, quando eravamo tornati a -6 abbiamo preso un canestro da 3 punti da Pullazzi che ci ha respinto dietro. Le partite vanno giocate per quelle che sono, quindi bisogna uscire dalla mentalità di quello che abbiamo fatto noi di media. Ogni partita ha un canevaccio completamente diverso. Finisce 89-85 ed è già tempo di pensare a gara 3, ancora a Trapani, rimettendo sul parquet l'intensità smarrita. E adesso la mostra aperta per tutta la prossima settimana a Treviso nelle stanze rinascimentali di Ca Robegan. Ma che cos'è il design? Il design vuol dire progettare qualcosa in cui viviamo, quindi il design fa parte della nostra vita. Ecco gli oggetti della quotidianità dove la bellezza è il valore aggiunto. Un di più che fa la differenza non solo nell'economia ma soprattutto nella storia. E la marca trevigiana è ricca di questi casi, dove all'abilità del saper fare si è aggiunta l'idea di un oggetto bello da ammirare. Volete qualche esempio? Andiamo ad Asolo, dalla famiglia Brion. Il televisore portatile della Brion Vega, tra l'altro il primo televisore portatile prodotto,
ha una linea attualissima. Loro sono stati molto illuminati perché in effetti hanno fatto grandi fatturati ma con produzioni limitate, non hanno prodotto tantissimi oggetti, però quelli che hanno prodotto sono riconoscibili in tutto il mondo. Il televisore degli esolani Brion è uno degli oggetti della mostra Ultil Design, visitabile gratuitamente per tutta la settimana nella trevigiana Caro Began. Un'esposizione non solo di oggetti da ammirare, ma da studiare, per capire come la genialità si esprime in oggetti belli, utili e sorprendenti, come per questa lampada, con la luce che arriva da dove non ti aspetti. Bellezza negli oggetti che si traduce anche in praticità, come per queste posate davvero particolari progettate da Carlo Scarpa. C'è la particolarità che la forchetta ha 5 rebbi, quindi 5 punte, e uno si domanda perché 5 punte e non 4 come tutte le forchette o addirittura 3, perché Carlo Scarpa riteneva che con 5 rebbi lo spaghetto si potesse fare su bene, attorcigliare bene. Idee che i nostri imprenditori hanno concretizzato in oggetti che sono delle vere e proprie opere d'arte, ma anche prodotti ancora oggi richiesti dal mercato. Sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna ed i 50 anni che il signor Giancarlo Zanatta ha inventato il moon boot. Il moon boot non è nient'altro che diciamo così, lo stivale che aveva l'astronauta. Oggetti da ammirare che portano anche a riflettere su cosa sia il miracolo del Nord-Est. E grazie a questa individualità, quindi a questi imprenditori, a questi designer che siamo conosciuti nel mondo, facciamo forse fatica a fare sistema, dovremmo cominciare a fare un po' di sistema per essere più forti e più concorrenziali rispetto alle altre nazioni. Sarà Francesca Dotto, soprano di fama internazionale, ad esibirsi in un nuovo concerto nel reparto di oncologia del Cafoncello. Una voce unica, emozioni che il soprano Francesca Dotto, accompagnata dal maestro Gianni Cappelletto, regalerà ai pazienti e ai familiari del reparto di oncologia dell'ospedale Cafoncello. Si apre con questa esibizione un nuovo capitolo dell'umanizzazione ospedaliera. La rassegna Viaggio nella musica, la medicina dello spirito entra nel vivo il 6 maggio alle 19 con questo concerto. Francesca Dotto intonerà le più belle arie d'opera. Una carriera la sua che l'ha portata a diventare un soprano di fama internazionale. Nel 2012 ha debuttato al Teatro La Fenice a Venezia interpretando il ruolo di Musetta nella Bohème. Nel 2013 ha debuttato nella Lucrezia Borgia di Donizetti al Teatro Verdi di Padova e nella Traviata a Sassari. Il 2014 la vede protagonista al Petruzzelli di Bari e alla Fenice di Venezia. Sta collaborando ora con la Fenice ed è reduce da una lunga tournée in Giappone. La rassegna musicale promossa dal maestro Giorgio Pavan con la collaborazione di Un'Industria e ULS 2 è stata organizzata grazie anche alla disponibilità di numerosi musicisti che hanno deciso di donare la loro arte ai pazienti. È tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata e buon fine settimana. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. La prima domenica di maggio sarà caratterizzata ancora da un tempo instabile, ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 maggio. Sul Veneto avremo condizioni di maltempo diffuso un po' su tutta la regione. Attenzione perché le precipitazioni potranno risultare anche di moderata o forte intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, massime in brusco calo oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una situazione sostanzialmente simile, con piogge diffuse dappertutto e localmente anche forti. La neve tornerà a scendere sui confini alpini dai 700 metri. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime in diminuzione e si attesteranno intorno agli 11 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile, con pioggia e neve a bassa quota già a partire dai 500 metri. Tenderà a migliorare lievemente nel corso della nottata. Temperature minime sui 7 gradi, massime comprese tra 12 e 13 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Tronus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.